Kane is in the building. Prova. La prova è fatta. Il commento è attivo? Direi di sì. Quindi posso iniziare a parlare? Direi proprio di sì. Siamo alla settima giornata. Veniamo da una vittoria contro Padova che speriamo ci dia morale e soprattutto che ci apra le porte della prima vittoria, quell'Arena Biancorossa, dove oggi facciamo esordire l'inno del Volano Volley. E quindi deve essere di buon auspicio per puntare a qualcosa di più grande. Amiche, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, settima giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini contro l'Orotic Peschiera Ponti di Lorenzo Mori. Allora scendono in campo le squadre, lasciamo subito il commento a Paolo Scrinzi. E volevo il mio partito di campionato mondiale contro le violenze sulle donne del 25 novembre ospita che tale violenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è scherziamo la violenza. Il nostro capitano, Tex, consegna al capitano la causa sulla Grey una maglietta dedicata. Grazie. La signora Maria, il popolare santo del popolo, uscivano dall'alto dentro alla parte del popolo, in un rivelato uno stato dell'attenuto alle parti della chiara di dentro. In occasione del lavoro alla come grazie. Benvenuti all'Arena Biancorossa.
settima giornata gioco di andata il colpo di essere stata poca Allora, presentazione più lunga proprio per permettere un bello scambio, oltre al classico scambio di maglia che il Comune di Volano e la Volano Volley ASD hanno permesso per il motto Schiacciamo la violenza. Oggi c'è stata anche una leggera donazione anche, quindi alla squadra del Volano Volley è stato donato un calendario. Verrà donato ovviamente l'evoluto ovviamente all'ospedale. L'inno del Volano Volley, che è andato in onda almeno 3 volte in loop proprio per permettere al pubblico del Volano di farsi un po' le orecchie, è stato creato grazie agli autori Ruan Barbacovi, nonché il cantante, e l'autore producer Fabio Pereira, nome d'arte Ierado Esit, che hanno permesso al Volano storia, possiamo definirla così, un inno ufficiale a tutti gli effetti. E adesso passiamo subito alla presentazione dell'Ortic Peschiera Ponti. Presentiamo il Volano Volley adesso. Allora, la presentazione delle squadre è stata fatta, io invece la presentazione della mia squadra non l'ho fatta perché purtroppo sono arrivato, ci sono stati tanti accavallamenti, quindi presento adesso il mio amico Scoutman Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, e oggi con me in cabina di regia non c'è Fabrizio Saba, che per la prima volta cede diciamo così, la postazione a Michele Galbero, che si è offerto in questo ruolo. E lo ringrazio della collaborazione. Ovviamente un saluto anche all'Alan Berloffa, che oggi è a fare l'arbitro segnapunti giù al tavolo degli arbitri. È il nostro direttore streaming, e senza di lui la diretta non potrebbe andare avanti. Earth of Courage è il titolo di questa canzone, quindi per dare la motivazione al Volano Volley di fare una buona partita. Allora, ci siamo allora. Il servizio affidato alla figlia del nostro regista, Emma Galbero. Scusate. Ringrazio Michele, che invece va corretto subito che ci sono 2 Emma come l'anno scorso e non è la Galbero, è la Mandò. Perdono i genitori di Emma Mandò se state seguendo. Chiedo umilmente scusa. Primo servizio quindi out. Servizio Riccato. Serve su Sofia Giudice Bortoli.
Galbero in free ball, ha concesso la palla che viene attaccata vincente da Giorgia Rancati. 2-0. E oggi nel ruolo di dirigente in panchina non c'è Romano Matricardi, che lo vedo qua alle mie spalle, ma c'è Dino, Dino il nostro vice allenatore, volevo dire Simone Zoni, il nostro direttore sportivo. Servizio battuto su Galbero. Bortoli, Galbero attacca, c'è la difesa di Riccardo ma va a toccare il tetto. 2-1. Primo punto di giornata per il Volano Volley. Benedetta Campagnolo, MVP della scorsa giornata, nonché chiedo scusa. Attacco tentato da Bellè, ma non va a buon fine. Mandò però concede una free ball. Palleggio di Moschini che la mette dall'altra parte ma salva Campagnolo. Mandò al centro, attacca ma c'è la difesa. Ma c'è anche l'invasione di Peschiera. Torna alla parità. Prima frazione di gioco. Ancora Benedetta. Battuto. Ha servito su Gasparini. E va proprio ad attaccare Gasparini. Però non va a buon fine il suo attacco. Galbero. Palla in campo. 3-2. Emma Benny. Ancora Benny al servizio. Benedetta, servizio battuto, ha ricevuto Rancati, al centro Gasparini che fa una free ball che però la mette nell'angolo lontano dove però è out. 4-2. Break di 4-0 dalla Rotoblast. Ancora la Betty. Al servizio battuto. In campo! Break di 5-0 di Benedetta Campagnolo. Ancora Benedetta, autrice dell'ultimo ace. E questa volta è out. Si chiude qui un buon break della Rotoblast che ha fatto un break di 5-1. 5-3 è il totale, adesso il totale del primo set. Sara Moschini al servizio. Spero di riuscire a commentare bene la partita da parte di Peschiera, perché dall'altra parte della rete i numeri si fa fatica a vederli sullo sfondo dorato e nero. Ha ricevuto la Rotoblast. Attacco di De Valle, difende proprio Moschini. Attacco con Murata, però attenzione al scontro. Tentativo di Belle, però 6-3. Lalla Bortoli al battuto su Gasparini. Tentativo d'attacco di Rancati che non è andato a buon fine. Giudice Carli scrive anche lei al taccuino di partita. 7-3 e si va al time out di Peschiera. Sponsor. Si riprende la partita, riprende la diretta, di nuovo al commento Lorenzo Minacapelli sul 7-3. Servizio della Lalla Bortoli sul libero Galati. Tentativo quasi vincente di De Valle in muro. Sofia Giudice, Bagardi, De Valle.
Mandò dall'altra parte. Carli. Mani out di Carli. 7-4. Al servizio Giorgia Rancati. Siamo su 7-4 nel corso del primo set. Mandò riceve. Giudice. Carli. Attacco vincente di Carli. Vale l'8° punto per Gorano Volley. Emma Calvero. Questa volta l'ho detto giusto. Al servizio. Battuto out. 8-5. Questo non lo commento. Allora, al servizio a una Paola Ghirardelli, la capitana. In realtà la capitana ufficiale della formazione di Peschiera è Giulia Galatti. Servizio battuto. Carli. Mani out al 9° punto per la Rotoblast, che si porta sul 9-5. Saluto la Piera che anche oggi non vuole venire qua a commentare con me. Me ne farò una ragione. Deval, servizio battuto. Servizio su Rancati, ovviamente. Muro vincente della Benny. 10-5. Ovviamente Piera si sta allenando qui vicino alla nostra postazione proprio per riprendere dal suo infortunio che la sta tenendo in box sicuramente fino almeno a gennaio, se non febbraio. Vedremo poi i suoi tempi di recupero se saranno effettivi, però sta già iniziando un po' a riscaldarsi bene in palestra. 6-10 adesso il punto della Ortic Peschiera Ponti. Benedetta Bellè al servizio. Servizio di Bellè. Su Mandò. Lalla. Mandò. Pallonetto. Ma Mandò. 11-6. Carli. Servizio da Carli su Galatti, il palleggio di Moschini e il punto vincente di Riccato. 11-7. Alice Gasparini al servizio. Battuto. Mandò, riceve Lala Bortoli. Mandò, attacco out, rimandò 8-11. Ancora Gasparini nel servizio. Galvero questa volta riceve il suo servizio. Carli attacca ed è vincente. Nulla da fare in difesa per Bellè. 12-8. Emma mandò al servizio. Chiudo il primo giro di servizio. Mandò, riceve Rancati. Allora, gli arbitri dell'incontro sono il signor Simone Benigni della sezione di Brescia e Sara Noira della sezione di Brescia. Servito battuto. Mandò. Lalla subito. Lalla subito. 13-9. Trentina Doc, la nostra Lalla Bortoli. 2 anni passati tra le file del Pinerolo, che ha militato in servizio battuto ancora su
Rancati che va ad attaccare a Difedo. Che salvataggio di Campagnole di Petruziello. Questa volta nulla da fare. Ghirardelli attacca vincente. 10-13. Però una buona difesa comunque. Sara Moschini al servizio. Servizio battuto. Galbero ha ricevuto. Lalla Bortoli. Secca il pallonetto. Forse andava out, ma Ghirardelli non si è sentita e ha provato a difendere. Difesa di Lalla Bortoli. Sofia Giudice. Emma Galbero con l'ausilio del muro a difeso Galatti. Moschini. Attacco tentato da Rancati, ma Michele Galbero si è un po' spaventato e ha detto: dove è sto suono? Non sa che c'è Alan Berlova Production con le sue trombe piazzate proprio vicino a noi. Servito battuto. Pallonetto tentato da Ghirardelli, ma ha difeso Carli. Galbero attacca, difeso Galatti. Moschini. Attacco. Oh! Ah! Passa. Belle. 14-11. Giorgia Rancati al servizio. Servizio battuto. Mandò ha ricevuto. Lalla Bortoli. Galbero. Colmani che si trasforma in una buona difesa di Galati, che poi deve concedere una free ball. Galbero ha ricevuto. Galbero. Stavolta attacco e vincente. 15-11. Emma Galbero. Va proprio al servizio. Servizio su Galati. Attacco Vincenta che con l'ausilio del muro di Bellè. 15-12. Anna Paola Ghirardelli ora al servizio per Peschiera. Servizio battuto. Va a pestare la linea. C'è il fallo che va a pestare la linea. Timide proteste della metacampo di Peschiera. Però era abbastanza evidente la pestata. 16-12. Jessica De Val al servizio. Che batte. Servizio out di Jessie. 13-16. Mi sa che c'è un richiamo verbale. Continuano le proteste di Rancati, forse proprio in virtù del servizio non fischiato. Benedetta Belle al servizio ora. Belle, servizio battuto. Lunga e Mandò deve metterla dall'altra parte in difficoltà. Oh! Giudice in free ball da libero a libero. Attenzione, mani out. Attacco vincente di Riccato. 14-16. Accorcia ancora le distanze Peschiera. Adesso si porta sul -2. Servizio di Bellè. Mandò Lalla Bortoli per Petruziello che attacca, ma viene difeso da Bellè proprio. Attacco di Gasparini ed è vincente l'attacco di Gasparini. 15-16 alla fine. Forse Luca chiamerà adesso il suo primo time out. Eccolo qua, sponsor.
nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Adesso i punti di vantaggio della Rotoplas sono solo uno. 15 per la Orotic Peschiera Ponti, 16 per la Rotoplas Volano Volley. Al servizio Benedetta Belle. Servizio battuto. Mandò, riceve. La Bortoli. Carli. Carlotta Petruzziello 17-15. Al servizio se volete seguirla su Instagram. Servizio battuto. Bello il servizio. Rancati però ci ha messo una pezza alla difesa. Invasione di Lalla Bortoli. 17-16. Torna un punto a separare le due formazioni. Servizio battuto. Ha ricevuto Galvero il servizio di Gasparini. Pallonetto tentato ma è difeso da Riccato. Lunga la palla. Galati. Rancati non ha chiuso l'attacco. Campagnolo. Murata però c'è anche la difesa. Al centro. Attacco. 18-16. E ma mandò al servizio. Battuto. Riceve Grancati che va anche ad attaccare dopo il palleggio. Ed è vincente. 17-18. Inizia a essere punto su punto. Al servizio Anna Riccato. Saluto qua il mio amico, noto vecchia conoscenza dell'ufficio stampa Volano Volley, Luca Galli. Servizio battuto, mandò, ha ricevuto. Attacca Campagnolo. Vincente all'attacco. 19-17. Servizio di prima era Riccato. E ora al servizio ci va un altro centrale, Benedetta Campagnolo. Tanto servito battuto da Campagnolo, ha ricevuto Rancati. Pallonetto, bellissimo pallonetto di Ghirardelli che la va a mettere nell'angolo. 19 il punteggio nel corso del primo set. Sara Moschini al servizio. Servizio battuto. Mandò, ha ricevuto ancora lei. Carli attacca. 8. Al servizio la Lalla Bortoli. Servizio battuto. Ha ricevuto Gatti. Moschini poi aveva palleggiato, poi ha tentato l'attacco Rancati. Carli invece fa al 21esimo punto. Ancora Lalla Bortoli al servizio. Battuto. E arriva l'Ace. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Lorenzo Mori, siamo di nuovo in diretta. Ancora Luca Parlatini a disposizione, ancora un time out, vi ricordo.
battuto il servizio. Galati. Buona. Galvero spara su Galati. Pallonetto tentato da Bellè, ma anche qui c'è la difesa di Volano. Carli. Servizio battuto, ha ricevuto Rancati. Questa volta l'attacco vincente di Bellè. 23-19. C'è un cambio. Esce Alice Gasparini. Giulia Baldissone. Gasparini. Servizio battuto. Attenzione. Contro tra Giudice e Petruziello, però la palla va nell'altra metà campo. Però l'attacco di Bellè è vincente, 20-23. C'è il time out per Luca. Sì, sponsor. Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano. 23-20 il punteggio. Luca Parlatini ha usato in questa pausa il suo secondo e ultimo time out. Quindi adesso si andrà avanti fino alla fine. 24-20 il ruolo al servizio dei Peschiera. C'è il set ball per la Rotoblas. Emma Galvero. Tentativo d'attacco vincente di Baldissone. 21-24. Servizio di Moschini. Oh la 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 la. C'è l'invasione dato di Volano, infatti mandò 22-24. Carli Muratta 23-24. Ancora Ghirardelli, servizio, Giudice riceve, Lala Bortoli, Carli Murata, Giudice, Mando, difenso Baldissone, attacco in pallonetto di Bellè, Lala Bortoli mandò, Murata mandò, da Riccato. Siamo sul 24 pari, Sedena per Mandò. Servizio battuto, la palla in campo, no, è out. 25-24, mi sembrava in campo, però
Ho sentito un urlo, come dire no, come dire è andata male. Jessica De Val, set ball ancora per la Rotoblast. Moschini, attacco murato. Subito dall'altra parte, Baldissone. Brancati, Moschini. A De Val difeso. Ancora Riccato. Servizio di Bellè. Bortoli. Sevena. Ha difeso Campagnolo. Benny al servizio. Scusate. Carli al servizio. Riceve Galatti. Baldissone. Ha difeso Sofia Giudice. Ma c'è la free ball. Moschini. Falò. Infrazione di quarto tocco. 27-25. Differenza totale in questo primo set. Allora, pausa sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Che sofferenza è stato questo primo set, ma alla fine possiamo dire che alla fine i set vinti con sofferenza sono forse i più belli.
Allora, siamo di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 1-0 il punteggio nel corso di questa partita, settima giornata del campionato. Serie B1, girone B. Incomincia il secondo set adesso con al servizio Peschiera Ponti. Servizio battuto da Moschini. Ricevuto Cesena. Campagnolo, ha difeso proprio Moschini. Galati. Attacco di Bellè, che però viene difeso da Carli. Emma Galbero attacca, difeso da Tolotto. Attacco di Rancati, difeso da Giudice. E c'è. Viene fischiata la doppia a Chiara Cesena. Allora, riepilogo punti alla fine di questo primo set. Allora abbiamo Emma Mandoca ha fatto un punto, Emma Galbero 3, Benedetta Campagnolo 4, 8 Carlotta Petrusiello 3, Lalla Bortoli. Punto di Emma Galbero, 1 pari. 19 punti di squadra e 8 su errore di Peschiera. I punti di Peschiera: 5 1 Gasparini, 3 Girardelli, 2 Baldissone. Servizio di Campagnolo su Tolotto. Girardelli attacca ma viene difeso da Bortoli. Carli ha provato l'attacco ma non c'è riuscita. Murata da Galbero. Giorgia Rancati 2-1. I punti totali di squadra 18 e 7 su errore di Volano. C'è la portata fischiata servizio ancora di Campagnolo. Tolotto, Moschini, attacco di Bellè, difeso da Campagnolo. Emma Galbero, attacco monstre. Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio. Attacco vincente di Rancati. 4-2. Giorgia Rancati al servizio. Galbero. Lalla Bortoli. Sì. Rancati. Scusate, Rancati. Galati. Rancati murata da Deval. 5-2. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Lalla Bortoli al servizio 5-2. Galati ha ricevuto Moschini e poi Lalla Bortoli. Emma Galbero 3-3. Emma Galbero battuto. Rancati lunga. Cesena difeso Galati. Attacco di Tolotto. Buona la difesa di Giudice. Sofia Giudice ancora a difendere sul tentativo di Murata. E va la Carli. 7-3.
Magarbero. Ricevuto Rancati. Moschini. Tolotto. Doppia di Deval. 8-3. No, sto di 7-4. C'è un cambio. Sara Moschini lascia il posto a Chiara Poggi. Servizio battuto. Sofia Giudice. Lalla Bortoli. Chiara Setena che attacca ma difende Rancati, però c'è la free ball. Lalla Bortoli. Carli. Lalla Bortoli ancora. Setena. Difeso Rancati. Poggi. Poi il free ball belle. Free ball che dovremmo sfruttare, ma Bagalatti dice di no. Di là, di là, di là. Attenzione. Carli. Palauti di Carli. 7-5. Non c'è le distanze là. Ancora Peschiera. Servizio che va a toccare il nastro. 8-5. Jessica Deval al servizio. Battuto. Ricevuto Rancati. Poggi. Riccato. Vincente l'attacco di Riccato. 6-8. Contro il servizio Tolotto che batte su Emma Galbero. Lalla Bortoli. Carli. Murata Carli. Subito dall'altra parte Carli. Ma ha difeso. Attenzione. C'è. Infatti. Schiata la doppia a Peschiera. Carlotta Petrusiello al servizio. E arriva l'Ace! Carli al servizio, ancora lei, autrice dell'ultimo Ace. Ace! Di nuovo in diretta. Vediamo qui sponsor che non è inceppato lo spot. Siamo qui a commentare ancora i finali del primo set. Siamo a metà del secondo set, chiedo scusa. Per chi invece si fosse sintonizzato soltanto ora, 27-25 si chiude il primo set a favore del Volano Volley. Carlotta Petrusiello al servizio. Stavolta Riccato. Altro punto per la Rotoplas, 12-6. Ecco Carli. Ricevuto Tolotto. Mani out di Giorgia Rancati. 7-12. Servizio battuto da Riccato, ha ricevuto la Galbero. Cabaiolo tentativo d'attacco, Tolotto ha difeso anche quello del muro Belè in free ball. La Bortoli. Setena
Sese! Arriva Sese! Sese! Chiara Sesena! Va al servizio. Chiara Sesena proprio. Ricevuto Rancati. Sì. Portata di Galvero. Il clima partita. Dice cosa ho fatto? Mi capitava anche a me durante le mie partite di calcio proprio. Facevo un intervento sbagliato ma me la prendevo sempre. Galvero. Tentativo d'attacco è stato Poggi. Ancora Poggi dall'altra parte. Campagnolo. Lalla Bortoli. Campagnolo attacca. Con la del muro però difende Poggi. Attacco vincente di Bellè. Passa attraverso il muro e prende un'altra direzione la palla. Chiara Poggi al servizio. Battuto. Riceve giudice. Alla Bortoli. Galvero attacca. Difende Galatti. Il gol concesso da Ghirardelli. Sofia Giudice ha ricevuto. Carli. Palla out di Carli. 10-13. Forse Luca potrebbe chiamare adesso il suo time out. Ed eccolo qua infatti. Sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Chiara, Poggi. Chiedo scusa, ho avuto un attimo conveniente alla gola. Carli ha fatto il punto del 14-10. Benedetta Campagnolo. Questo era abbastanza brutto come servizio, peccato. Ora il servizio. Ci va Peschiera. 14-11 punteggio. Servizio battuto su Galvero. Lalla Bortoli. Galvero che attacca il pallone. Difende Poggi. Galati. Bellè. Murata. Ghirardelli. Poggi. Otto Murata da The Wall. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Laura Bortoli al servizio. 15-11. Bellè. Ma Galvero Murata. 16-11. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Servizio. Servizio battuto. Ricevuto Rancati. Ghirardelli, passaggio vincente nella metà campo biancorossa. (16-12) punteggio. Servizio di Ghirardelli su Sesena. Ne va
Jessica De Val. Emma Galbero al servizio. Riccato ha difeso l'ala Bortoli. Sofia Giudice in bagger per Carli che attacca Poggi, però ha detto di no all'attacco di Carli. Subito dall'altra parte Carli. Poggi. Pallonetto di Sofia Giudice. Galati. Belè. Serena e De Val. 18-12. C'è il time out pronto per Peschiera. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Leggo un commento di una nostra ex giocatrice che ha lasciato un bel ricordo tra le file biancorosse. Emma Orlandini. Ciao Emma. Sono contento che ci segui dalla tua bella Toscana. Ti aspettiamo comunque qua all'arena biancorossa un giorno per venire a assistere alle tue ex compagne. Dagli una grande carica, come solo tu sai fare con la tua simpatia. Allora siamo di nuovo è ricominciata ovviamente la partita. Il servizio di Galbero è andato out. Prepara il servizio per Peschiera. Battuto adesso Bellè dalla Bortoli. Sedena murata. Sedena. Niente da fare. Arriva il muro vincente. E anche fischiata a portata. Servizio Sedena, Lala Bortoli. Sedena! Chiara Sedena, 19-14. Jessica, battuto. Brancati. Subito dall'altra parte Poggi, ma difeso Galbero, pallonetto di Carli. Poggi. Solotto. Difese Sedena. Carli. Carli! Allora 20-14. Jessica subito dall'altra parte. Rancati. Pagnolo Penny 21-14. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Servizio di De Val. Ricevuto Baldissone che ha preso il posto in campo. Baldissone out. 22-14. Massimo vantaggio della partita, 8 punti. Jessica, peccato. Il nastro gli nega
nega la possibilità di andare dall'altra parte. Giulia Baldissone al servizio. Servizio di Baldissone. La palla in campo. 16-22. Baldissone ancora lei al servizio, autrice dell'ultimo ace. Battuto. Bello questo servizio ancora per la stavolta Galbero riceve. Murata Carli da Riccato. 22-17. Arriva il time out per Luca. Sponsor. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 22-17. Cesena che attacca. Galatti ha difeso. Rancati out. Benedetta Campagnolo 24-18. Allora c'è il set ball che potrebbe valere il 2-0 per la Rotoblast. Sedena. Baldissone riceve. Oggi. Rancati. Murata! Charlie! 25-18. Pausa sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
Di nuovo in diretta, l'Arena Biancorossa di Volano, 2-0 il punteggio nel corso di questa settima giornata del campionato di Serie B1 girone B a favore della Rotoplas Volano Volley, che ha vinto i primi due set per 27-25 il primo e 25-18 il secondo. Punti complessivi: 3 per Cesena, 3 Deval, 1 Mandò, 8 Galbero, 7 Campagnolo, 13 Petrussiello, 3 Bortoli. Punto vincente di Rancati, 1-0 per Peschiera. 38 punti di squadra e 14 su errore di Peschiera. Punti di squadra complessivi di Peschiera: 7 per Riccato, 6 Bellè, 2 Poggi, 4 Rancati, 1 Gasparini, 5 Ghirardelli, 1 Tolotto e Tolotto. C'è l'ace di Peschiera firmato da Anna Riccato. Dicevo 1 Tolotto e 3 Baldissone, 29 punti di squadra e 14 su errore della Rotoplas. Servizio battuto, ha ricevuto Cesena. Galbero difende 2 volte la Peschiera. Attacco provato da Baldissone. Dalla ma è out. 3-0. Ancora Riccato al servizio. Riceve ancora Cesena. Campagnolo attacca, questa volta in campo l'attacco di Benedetta. 1-3. Primo punto del terzo set. Campagnolo, ricevuto Rancati, dato l'attacco Peschiera ma non è andato a buon fine, ci riprova adesso, questa volta lunga forte per Bortoli, Cesena va in free ball e Moschini, tentativo mani out, sì, è vincente di Rancati. Moschini al servizio, 4-1. Battuto, ricevuto Cesena. Poi Galbero, tentativo non riuscito d'attacco. Attacca Rancati, ma anche lei viene difeso. Ci prova Bellè, ma anche lei difesa. Ancora Bellè. È out. 2-4. Lalla Bortoli al servizio. Lalla battuto su Rancati. Moschini. Carli Murata, Carli. 5-2. Battuto il servizio da Rancati. Arriva lei. 6-2. Partita meglio in questo terzo set Peschiera. Luca chiamerà il time out. C'è il time out. Sponsor.
Siamo in diretta dall'arena bianco-rosso di Volano. 6-2 per Peschiera nel corso del terzo set. E ora il servizio. Giorgia Rancati per Peschiera. Servizio battuto sul giudice. Lalla Bortoli. Galbero attacca attacco di Emma Galbero. Attenzione all'attacco vincente di Belle. Porta 4 le lunghezze. Attenzione. Chiamata la capitana. Richiamo ufficiale verbale a Luca Parlatini, se non ho visto bene. Per il momento. Servizio di Girardelli per Peschiera, riceve Sedena. Va a toccare le luci dell'arena biancorossa, quindi 8-3. Salgono a 5 punti di ritardo di Volano su Peschiera. Servizio sul giudice, alla Bortoli, Sedena a sfiorare il tetto, la difesa di Rancati, poi l'attacco è out di Girardelli. Vale il quarto punto per il Volano Volley. Va tutto su Valdisone, poi c'è il pallonetto vincente che vale 9-8 a 9-4, scusate, la stanchezza inizia a farti prettante anche su di me. Benedetta Bellè al servizio. Battuto. Emma Galvero ha ricevuto la Bortoli. Carli che attacca. Buona la difesa di Moschini. Tentativo di Baldissoni, impallonito ma difesa Sedena. La Bortoli al centro. Emma Galvero attacca. Palla out. Luca Parlatini chiama secondo time out. Sponsor. In diretta dall'arena biancorossa di Volano, 2 time out usati da Luca Parlatini che adesso non avrà più possibilità di stoppare il gioco. Belle ha ricevuto. Campagnolo attaccato, Galati ha difeso. Tentativo vincente per la Rotoblast perché è arrivato il numero di Chiara Sedena. Nulla da fare per Bellè che si è vista la strada sbarrata. Carlotta Petruzziello al servizio. Moschini al centro. Tentativo di Rancati non è andato a buon fine. Neanche quello di Sedena per la difesa di Galati. Baldissone attacca, però c'è la fribola adesso ancora per Peschiera. Che va con Baldissone che questa volta è vincente. 11-5 il punteggio.
Attenzione, Lalla Bortoli. Sedena. Sedena. 6-11. Servizio battuto su Baldissone. Attacco Murata out di Rancati. Anna Riccato. Giudice lunghetta. E c'è l'invasione di Lalla Bortoli. 6-13. Ancora Riccato il servizio. Ricevuto Sedena, Lalla Bortoli. Dal vero attacco e out. A 6. Guarda, io ormai non dico più nulla se è dentro, fuori, mano, non toccava, che ormai solo faccio scoppia tempo putiferio se parlo io, quindi è meglio che non dico altro. Hanno riccato out il servizio. 7-14. Quindi resto imparziale, non dico più niente, che è meglio. Allora, Benedetta Campagnolo al servizio. Attacco Leval in free ball. Girardelli, Moschini. Pallonetto vincente di Rancati. Sara Moschini, servizio. Deval dalla Bortoli. Emma Galvero, difeso Rancati. Tentativo murato di Bellè. Baldissone. Tentativo d'attacco difficile per Rancati. Deval, mani out di Jessica Deval. 8-15. Dito battuto su Rancati. Pallonetto. Carli dall'altra parte. Moschini. Tacco. Mani out. 16-8. Giorgia Rancati su Sedena. La Bortoli. Carli dall'altra parte in free ball. Attacco difeso da parte della Rotoplas, però non può nulla sull'attacco di Girardelli. 7-8. Dominanza totale di Peschiera in questo terzo set. Toccato il massimo vantaggio della partita adesso. 9 punti di vantaggio. Ancora il servizio. Rancati. Emma Galvero. Lunga la palla. Perché c'era il quarto tocco. Non di questo ha visto il primo arbitro, che forse ha visto prima il tocco. Però Baldissone comunque si riprende il punto. Più 10 adesso. Distacco. Dico anche più 10 per il
Se preferisci che ti dico più di 10 te lo dico, eh. Ma i distacchi così, cioè sottolinearli non è... Ma sì, ma lo dico anche quando è a favore nostro, non è che lo dico solo a favore. Mi viene un po' naturale. A me. Murata di Deval, ancora Deval e vincente il punto. Jessica. Sì, non va detto, non andrebbe detto né dalla parte. Non so, come ti ho detto, a me viene un po' naturale, viene. Non è un modo per prendere in giro loro, prendere in giro noi, sia chiaro. Mani out, sì, mani out. 19-9. Anna Paola Ghirardelli, ora al servizio. Servizio di Ghirardelli. Lala Bortoli, Chiara Sedena, Murata, Deval, Lala Bortoli, Sedena, scusate, Carlo. Ora Jessica Deval al servizio, battuto su Baldissoni. Poi l'attacco tentato da Riccardo non è andato a buon fine. Carli, ottima la difesa di Moschini. C'è la free ball di Bellè, Deval, alla Bortoli. Carli, difesa ancora, Peschiera. Mandò la attenzione. Baldissoni, toccata da Campagnolo, l'attacco di Baldissoni, 20-10. Benedetta Campagnolo lascia il posto alla ragazza copertina di questa giornata, Greta Job. Servizio di Bellè, subito Rosena. C'è l'invasione contro Peschiera, 11-20. Carli, servizio. Baldissoni, Murata da Lalla Bortoli. Dodici a 20 ora. Servizio in rete di Carli. 21-12. Servizio di Baldissone. Ace di Baldissone, 12-22. Servizio di Baldissone ricevuto da Mandò, però c'è messa dall'altra parte. Attacco di Riccardo, difesa da giudice. Carli difesa il suo attacco da Bellè. Sedena, Murata Sedena, Mandò a ridifeso. Subito Lalla dall'altra parte, ha difeso Galati. Lalla, Job, Lalla Bortoli, Sedena. E c'è la difesa
Cesena impallonito, telefona. Attenzione, Lalla dall'altra parte. Finisce più questa azione. Cesena dall'altra parte ancora. Baldizzone. Attacco out di Baldizzone. Chiude qua. Chiude qui un'azione lunghissima. Chiara. Zena ha battuto su Galatti. Attacco con mani out di Riccato. 23-13. Anna Riccato al servizio. Battuto. Lalla mandò. Attacco vincente rimandò 14-23. Benedetta Campagnolo riprende il suo posto in campo per Greta Iop. Benedetta Campagnolo vale al servizio. Servizio out. 24-14. C'è il set ball per Peschiera, che rimanderebbe il discorso al quarto set. Servizio di Moschini. Lalla Bortoli mandò pallonetto 15-24. Pallonetto vincente di Emma mandò. Di Lalla su Brancati. Con mani out di Bellex. Chiude il terzo set 25-15. Andiamo qui sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set e quarto set.
Quattro sette Carolina, con Giulia, Anna, Vita. Pure per Oddio. Scusate il ritardo, di nuovo in diretta. Piccola pausa bagno perché non ce la facevo più, scusate. Allora, un altro fallo al servizio per Peschiera, il secondo nel corso di 4 set, quindi vuol dire che hanno la media di farne uno ogni 2 set. Allora, riepilogo subito dei punti di squadra, siamo su 3-1 per Peschiera. Calati ha battuto, ha ricevuto. Campagnolo dopo il servizio difende. E Pesta va oltre la linea di seconde, quindi c'è il fallo 4-1. Punti di squadra allora della Rotoblast. 5 per Cesena e Deval, 3 per Mandò, 9 per Galbero, 8 per Campagnolo, 14 per Petruziello, 4 per Bortoli. 48 punti di squadra e 19 su errore di Peschiera. Punto di Carli 4-2. Punti della Peschiera 10 Riccato, 9 Pellè, 2 8 Ghirardelli, 1 Tolotto, 8 Baldissoni. 48 punti di squadra, 20 su errori della Rotoblast. Muro vincente di Carli 3-4. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Servizio. Rancati ha difeso Galbero, Lalla Bortoli dalla parte di Carli, difeso da Galatti, Baldissoni, vincente 5-3. Moschini al servizio, tutto. Emma Galbero, Lalla Bortoli. Pallonetto su Deval, non è riuscito. Neanche l'attacco di Bellè perché c'è di Cesena. Carli 4-5. Emma Galbero. Rancate ricevuto. Moschini. Rancate attacca col mani out. 6-4. Ancora Rancati al servizio.
E poi Ghirardelli. 7-4. Alla pausa, Ghirardelli. Ancora Ancora Giorgia Rancate al servizio. Battuto su Sofia Giudice. Dalla Bortoli. Cesena. Attacco vincente di Chiara Cesena. Deval al servizio. Battuto. Moschini. Ghirardelli ha tentato l'attacco. Cesena, Murata, Campagnolo, Deval in free ball. Galati, Moschini al centro. Ghirardelli. Attacco questa volta vincente. 8-5. 8-5. Servizio di Ghirardelli su Galbero. Un po' in difficoltà. Galbero la ci prova. Brava Emma Galbero. Bellè, Murata. Da Benedetta Campagnolo. 7-8. Carli. Galatti. Bellè. Money out. Che non è un money out. Poteva toccare l'asta. 9-7. Benedetta Bellè. Battuto su Galbero. Lala Bortoli. Campagnolo. 8-9. Chiara. Chiara Cesena. Servizio battuto. 9 pari. Torna alla parità. Brancati. Mani out che non c'è. Qui la Baldissoni out. 10-9 vantaggio Rotoblast. Tutto il servizio di Cesena e hit! Quinto. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Sono 2 i punti di vantaggio della Rotoblast, 11-9. Cesena, subito battuto, Galatti. Mani
out, mani perfette di Anna Riccardo che ti prende il money out. 11-10. Cambio. Chiara Sedena lascia il posto a Emma Mandò. Servizio Ace di Giulia Baldissone. Vale la parità. 11 pari. Ancora Baldizzone, stavolta Galvero riceve bene il servizio. Carli il suo attacco non è andato a buon fine, però c'è un'altra possibilità per il volano. Lalla, Emma, Murata, Lalla, Galvero, ha difeso Bellè, Francati, ha difeso Galvero, al centro Mandò, ha difeso Bellè ancora Rancati, difeso Giudice, Bortoli, Lalla e Emma Galvero, scusate. Moschini dall'altra parte va a toccare la rete. Sarà Moschini, 12-11, torna in vantaggio la Rotoplan. Benedetta Campagnolo al servizio. Palla out, 12 pari. Sì, forse non ho sì, 14 finali. Considera che 10 saranno al bar fissi, quindi... Sei contato? Servizio di ricatto su Giudice, Lalla Bortoli. Galvero! Lalla Bortoli nel servizio. Roncati, Lalla Bortoli la difesa, Giudice in bagger, Galvero. 13 pari, ma attacco out di Galvero. Giudice, Lalla Bortoli. Da Truziello, difeso Galatti. Lunga Rancati, si prende il vantaggio. 14-13. Sarà auto questo servizio. Truziello, Murate, poi Bellè. Bellè che attacca. C'è il toccamuro. Sì, 15-13. Forse Luca chiamerà adesso il suo time out. Vediamo. Esatto, sponsor.
Di nuovo in diretta, Arena Biancorosso di Volano. 15-13, scusate, per Peschiera nel corso del quarto set. Ancora il servizio per Peschiera Moschini. Mandò ha ricevuto. 14-15. Punto per Peschiera, col money out. Arriva l'Ace. 17-14. Difficoltà ancora la rotoplastina di cessione. E attenzione, Baltisoro approvato, ma questa volta la difesa del Volano è il pallonetto di Chiara Sedena porta a 15 punti di Volano. Jessica De Valle, il servizio di Baldissoni, arriva l'Ace. 16-17. C'è 19. Girardelli sul Sedena, Lola Bortoli, Murata, Carli Petruziello. 20-16. Servizio di Girardelli. Out il servizio di Girardelli. 17-20. Carli, battuto su Garanti. Per attacco vincente, ma c'era anche l'invasione di 21-17. Sedena, ricevuto il servizio.
Va ad attaccare il pallonetto ma difeso. Ghirardi Baldissoni in free ball. Attacca Sedena. Vincente di Chiara Sedena. 18-21. Sedena. Battuto. Ricevuto Rancati. Attacco di Baldissone è stato disinnescato da giudice. Prova ancora ad attaccare il pallonetto. Baldissone 22-18. Prata Calvero. Di 3-18. Time out sponsor. Siamo in diretta dall'arena biancorossa, chiedo scusa. Spagnolo, occasione contro Peschiera. 19-23. Benedetta Campagnolo lascia il posto a Martina Bortolotti. Servizio è out. 24-19. Allora c'è il set ball adesso per Peschiera, che può pareggiare i conti e portare la partita al tie break. Peccato, spreca così il primo set ball, sparando in rete il suo servizio. Dalla Bortoli 24-24. Bortoli, servizio che è subito dall'altra parte. Cesena in free ball. Rancati per chiudere, Murata. Ancora Rancati, stavolta lo chiude. 25-20. Allora, nulla da fare per il... Andiamo con gli sponsor.
Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano. Allora, dopo i primi 2 set, soprattutto il set dominato, sembrava che ormai era senso unico. Invece Peschiera, con le giocatrici e l'esperienza che ha, è riuscita a ribaltare il pronostico che si stava rieggiando. 2-0, 2 pari. Adesso si può giocare la vittoria nel quinto di questa giornata. Vediamo come andrà a finire, signore e signori. Chiamate questo set che comunque andrà tra il finale. Carli Petrucciello, il primo punto per la Rotoblast. Allora, De Valle al servizio, Galatti, Girardelli, Rancati, ha difeso Galbero, Rancati, passa in mezzo alla difesa, 1 pari. Allora, riepilogo punti di squadra. Allora, Sedena 10, 6 De Valle, 3 Mandò, 12 Galbero, 10 Campagnolo, 17 Petrucciello, 4 Bortoli, 62 punti di squadra, 25 su errore su errore di Peschiera, scusate. Sedena, attacco out, 2-1. Punti di squadra di Dorothy Peschiera Ponti, 14 Riccato, 11 Bellè, 2 Poggi, 15 Rancati, 1 Tolotto, 3 Baldissone. Spegnerete il servizio, 2 pari, 67 punti, 6 su errore della Rotoblast. Pallonetto che viene murato. Giorgia Rancati murata, 3-2. Servizio di 3 pari. Rancati, Galbero, 5-3, ehi. Chiara Sedena, Rancati, forse era auto questa. Pallonetto di Bellè, difesa Petrucciello. Pronto il time out. Sponsor.
6-3 il punteggio. Chiara Sedena. Servizio. Però... Ah, che sfortuna il nastro. Eh, vedete Campagnolo al servizio. Galati. Quindi punto per Peschiera, 5. 5-7. Servizio di Ghirardelli. Non la Bortoli. Ma vero Maniau. Si va al cambio campo. L'8-5. Allora direi che dico non fare pronostici per non farlo e non portare sfortuna. Laura. Benedetta Bellè. Servizio di Bellè. Petruccello. Punto Lucente. Portata di Peschiera. 16. Attenzione. Rancati ha provato l'attacco, ma difeso Giudice. (11 a 6). Time out per Peschiera. Sponsor. A 6 di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa.
tie break, ma veramente sono sull'orlo di un infarto. Sono veramente senza fiato ormai, sono veramente in riserva. Per me arrivare al tie break da solo in commento è un'impresa. Infatti chiamare un'ambulanza tra un po'. Ma Galbero! Per Peschiera esce Ghirardelli per Tolotto, entra Poggi per Bellè. Devi ancora di Galbero. Turancati. Giudice ha difeso. Lalla Bortoli. Carli. 13-6. Ancora Galbero. Ancora Gasparini. Carli. Mani. Out! Carli! C'è il match ball adesso. Galba. Ma Galbero, quindi partita. Mamma mia che sofferenza. Mamma mia. Forse possiamo 3-4 in questa maniera, forse l'avremmo anche vinta la partita al 3-0. Però vabbè, nulla da recriminare. La Rotoblast ha vinto per 3-2. La prossima giornata, domenica prossima, alle 17 a Vicenza contro il Vicenza Volley. Grazie a Andrea Zini, il nostro scoutman. Michele Galbero, il nostro regista. A tutti. Ci vediamo domenica prossima.